se stesso e il Veneto nel mondo, cosa dice ai giovani oggi? Ai ragazzi devo dire che quello che dico normalmente quando li vado a trovare nell'università, cioè non esiste, come diceva mio padre, non esiste soddisfazione senza frustrazione, quindi bisogna soffrire, non puoi avere tutto facile e gratis senza fare fatica, quindi bisogna lavorare, soffrire, costruirsi, e quando tu soffri e sbagli è lì che dopo ti fai gli anticorpi, puoi pensare di crescere, puoi pensare di far bene. Cioè anche per esempio uno fa una società e fallisce, non è un problema, è una figata pazzesca, perché grazie a questo percorso che hai fatto sbagliato hai fatto gli anticorpi per fare meglio dopo. Quindi vedere sempre positivo, ricordatevi che più uno impara, più uno segue, più uno è curioso, più uno mette il proprio sacrificio, arrivi. Non è importante quanto grande tu arrivi, è importante che tu fai quello che ti piace, e quando fai quello che ti piace la giornata passa molto, molto veloce, sei felice di vestirti, di andare a lavorare al mattino e tutto funziona, e anche quando vai a casa, se sei felice al lavoro, poi è felice anche la tua famiglia, non litighi. Guardate, oggi difficoltà nelle famiglie, separazioni, litigi e tutto quanto, un uomo che torna a casa sereno, che abbraccia i suoi figli, che abbraccia la propria moglie, che si parla, che si discute, queste sono le cose che mancano. Quindi ecco, cercate nel lavoro la vostra felicità, e poi anche grazie alla felicità del lavoro arriva anche la felicità della famiglia, che è la cosa più importante. Grazie. Bravo Renzo, grazie. Posso farti un'ultima domanda? L'ultima, dai, porta pazienza. Come vede il futuro della moda? Che evoluzione ci sarà? La moda è un settore molto bello, un settore che ovviamente è il mio settore, col quale sono nato, col quale poi da lì è partito tutto quello che ho fatto, anche se poi siamo andati a fare tante altre cose, da vino a hotel, biomedicale, trattamenti che di seguito. La moda sta vivendo un momento difficile perché si è fatto tanto di tutto e di più. Pensate che il 30% di quello che viene prodotto oggi non viene neanche sballato, quindi è brutto da dire, però questa è la realtà. Quindi io sono per fare dei prodotti migliori, fare dei prodotti più di qualità, fare dei prodotti più sostenibili,